Buonasera da Fausto Pozzan per questa domenica 26 febbraio 2023. Tra qualche istante quindi Breganze ospita il Trissino 2005 per questa partita che va a completare il programma dell'ottava giornata del campionato di Serie 2 stagione 2022-2023 dell'hockey pista italiano. Così imprecisa. Il più lesto sulla sfera Stefano Dal Santo, e allora lato destro si tenta di cunearsi Ramiro Torres, la conclusione della rete di Ramiro Torres, caparbia l'azione del 57 rossonero. Il nostro folletto Ramiro è riuscito. Giulio di Gioele Piccoli, Zambon affrontato da Silvio Costenaro. Alla meglio il numero 8 ospite Giulio Piccoli, sta scadendo il bonus e c'è la rete di Giulio Piccoli al limite dei 45 secondi. La palla, Quel pizzico in più tra i due fratelli piccoli c'è. Vedo proprio che giocano come se a memoria, diciamo così, sanno le posizioni. attenzione, ancora una rete, stavolta Giovanni Martini, stesso asse, stessa situazione, uomo libero davanti alla porta, comunque impreciso. Si sono chiuse le maglie della difesa ospite, però Breganze è ancora in possesso con Pietro Agostini dietro la gabbia di Davide Merlo, e Pietro Agostini dal nulla si inventa il gol del pareggio. Renato, 17:57. Erano alcuni minuti che Breganze era caldo. E Pietro Agostini che se ne va. Supera anche Giulio Piccoli, che il contatto pattino, e Giulio Piccoli che se ne sta già andando verso la panca puniti. Tutto è pronto. Inizia il conteggio il signor Di Domenico. Le finte di Pietro Agostini. La parata, la doppia parata, la tripla parata di Davide Merlo. Ma siamo dall'altra parte con Giulio Piccoli. L'accelerazione di Giulio Piccoli è il 10° fallo di squadra. È stato commesso. Inizia il conteggio. Le finte di tiro di Filippo Zambon. La parata di Marco Zanfi. Breganze quindi ha superato indenne la situazione. Il tentativo di sorprendere Davide Merlo da parte di Silvio Costenaro non è stato coronato dal successo, e la conclusione dall'altra parte di Giovanni Martini. C'è il 10° fallo, lo commette Giovanni Martini. La parata di Davide Merlo, e allora si rimane sul 2-2. Il bonus non è stato sfruttato da nessuna delle due formazioni. Tommaso Volpe, la conclusione, la parata di Davide Merlo. Attenzione, Ramiro Torres, la rete! Una rete molto bella di Ramiro Torres, che è festeggiato giustamente dai compagni. Ripiegamento difensivo nella circostanza. Filippo Zambon dietro la gabbia di Marco Zanfi. All'indietro da Giulio Piccoli, che è un cattivo cliente. Infatti la conclusione del pareggio. L'avevamo chiamata, Renato, il tiro da lontano, la deviazione di Gioele Piccoli.